Torna alla vittoria la Banca Valsabbina Millennium Brescia, finisce 3-2 il match del Boxing Day contro una Reale Mutua Fenera Chieri che comunque festeggia l'accesso alle Final 8 di Coppa Italia. Mazzola schiera Caracuta in diagonale con Camilla Mingardi, Rivero e Segura in posto 4, Mazzoleni e Speech al centro con Francesca Parlangeli come libero. Coach Bregoli risponde con Polter in palleggio in diagonale con Grobelna, Crari e Rölzen al centro, Guerra e Perinelli in posto 4 con De Bortoli nel ruolo di libero. Il primo set è letteralmente dominato dalle collinari che chiudono con un perentorio 25-12. Mazzola inserisce Perry per una febbricitante Segura e le bresciane iniziano il secondo set con un piglio diverso. Vero fanno 9-6 ed un muro di Mazzoleni fa 12-7. Speech regala il 21-12, poi Camilla Mingardi chiude il set 25-18. Nel terzo parziale le squadre vanno punto a punto sino al 24-23 messo a segno da Rivero. Chieri però è più cinica e grazie ad una Perinelli davvero in forma chiude 25-23. Parte forte Brescia nel quarto set ed un muro di Speech fa 6-4. Le due squadre vanno a braccetto anche in questo parziale ed Enright fa 21 pari. Sale in cattedra poi Rivero, è lei la protagonista del finale di set che chiude 25-23. Il tie break è tutto di marca bresciana con la Banca Valsabbina Millennium Brescia che va al cambio di campo avanti 8-5. Mingardi fa 11-8, un muro di Perry 14-9, poi è Capitan Caracuta a mettere la parola fine con il muro del 15-9. MVP del match Camilla Mingardi con 34 punti messi a terra e sempre più top scorer del campionato, mentre per Chieri 17 punti per Grobelna e 14 per Perinelli. Brescia chiude al meglio il 2019 con una vittoria dopo 6 sconfitte consecutive, mentre per Chieri la grande soddisfazione di poter disputare le Final 8 di Coppa Italia.